Io penso che questo sia il miglior modo di procedere in questa congiuntura difficile. Assofertilizzanti è una realtà, un punto di riferimento per tutta l'agroalimentare e l'agricoltura italiano. In un momento, ovviamente non lo nascondiamo, di dialogo e di costruzione con la Commissione europea e con l'Unione Europea. Come Italia siamo perfettamente d'accordo con quelle che sono le linee guida, ovvero di ridurre i fertilizzanti ad alto impatto, come ci chiede l'Unione Europea. Chiediamo come Italia di farlo con i tempi giusti, di farlo in simbiosi anche con linee di indirizzo e della ricerca che devono comunque aiutare anche questo settore ad essere all'altezza dei tempi e a venire incontro alle esigenze, quelle sì imprescindibili, anche degli agricoltori. Sono due cose che sono intimamente connesse, quello della ricerca nel mondo dei fertilizzanti, che devono essere ovviamente al passo con le regole unionali, ma devono anche venire incontro agli agricoltori che oggi devono fare i conti con i cambiamenti climatici, con la siccità, col gelo e con tutta una serie di fattori che minano anche la realtà produttiva. Un meccanismo di cogestione nell'affrontare questi temi tra pubblico e privato, tra istituzioni e operatori, penso che sia il regime più virtuoso da porre in essere. Onorevole Gentilissimo, la ringrazio.